Le terre alte. Così a volte vengono definite quelle zone di montagna dove la vita nei piccoli borghi, per la quota o l'isolamento, è una sfida che ognuno affronta a modo suo. Nemmeno queste terre alte, alpine e di confine sfuggono alle trasformazioni sempre più veloci della società globale. E anzi, spesso ne subiscono più gravemente le conseguenze, come il calo demografico che in questi luoghi, più che in altri, può portare alla morte delle comunità e al conseguente degrado anche di borghi un tempo floridi. Lo spopolamento crea carenza di servizi, di vita sociale e di economia. La conseguenza è abbandono ed emigrazione verso le città o altri territori che offrono maggiori opportunità, innescando un circolo vizioso. Si scoprono però situazioni a volte radicalmente diverse nello stesso territorio alpino, veneto e altoatesino, a pari condizioni ambientali. Ciò ovviamente dipende da molti fattori, ma dove si richiede un aiuto concreto, la messa in campo di progetti mirati da parte di realtà come i gruppi di azione locale, GAL, o le cooperative fa sicuramente la differenza. Anche località per così dire più fortunate delle terre alte o di confine necessitano di supporto quando richiedono delle professionalità specializzate o se si tratta di trovare un inserimento adeguato a chi arriva, a volte da molto lontano, attratto da un diverso stile di vita. Tra l'Alto Adige, il Bellunese e lo Tirol sono state avviate delle progettualità Interreg che operano in entrambe le direzioni, come quelle di Dolomiti Live che coinvolgono GAL e cooperative sociali. I progetti denominati Coop in Quota e Rafforzare la cultura dell'accoglienza hanno proprio queste finalità. In questo variegato contesto si intersecano storie di comunità e personali che offrono spunti di interesse e curiosità. Zoppè di Cadore è un piccolissimo comune della montagna bellunese, particolarmente isolato e condizionato dalla sua posizione in quota. Possiamo ben dire che qui la cooperazione sta facendo molto per scongiurarne l'irreversibile declino. La cooperativa del Zoppè è un esempio pratico di come la cooperazione può essere una risposta alle difficoltà che la montagna esprime. In primis il fenomeno dello spopolamento. La cooperativa di Zoppè è un esempio di come la comunità riesce a farsi impresa e a garantire un bisogno primario. Zoppè è il più piccolo comune della provincia di Belluno, è il più alto ed è quello con meno popolazione. Le origini di questo paese risalgono a dopo il 1400, non prima. Prima però era già frequentato da lavorazioni legate alla metallurgia e alla produzione del carbone vegetale che serviva per la metallurgia. Il lavoro delle carbonaie e della lavorazione del ferro è durato praticamente fino al 1850. A quel punto entra in crisi dappertutto, compreso lo Zoldano a cui eravamo legati con questa attività, e la popolazione locale, che aveva raggiunto quasi 500 abitanti e addirittura 650 abitanti nel corso degli anni 20 del Novecento, ha dovuto emigrare. Un'altra particolarità è che questa emigrazione si è fondata sulla vendita del gelato. Sembra una cosa stranissima, ma è stata un'emigrazione di tipo stagionale, quindi tornavano sempre al paese durante l'inverno. Quel cambiamento economico che ha portato il gelato è stato anche un po' quello che ha rotto la possibilità di credere in questo territorio come possibilità per avere un'economia locale e per abitarlo in continuità.
Dal 1850 al 1880 dunque partono i primi gelatai, tra l'altro Zoppè sono stati proprio i primi a partire verso l'Austria, verso Budapest, Vienna, con gelaterie che avevano 20-30 carrettini che giravano, quindi impiegavano anche manodopera locale che veniva portata lì per lavorare. La prima guerra mondiale ha fatto una rottura, c'è stata una seconda emigrazione e una terza emigrazione appena dopo la seconda guerra mondiale. Molti sono andati in Argentina, nelle Americhe, e questo ha ridotto la popolazione, ma ha ridotto anche la possibilità di credere in questo territorio. I giovani se ne vanno e quindi bisogna rifondare il significato per cui si può vivere qui. La storia del gelato sta finendo, oramai chi va a fare gelato sono in pochissime famiglie, i giovani studiano fuori e non hanno grandi prospettive. Si può anche pensare di portare di nuovo delle persone che si occupano del turismo di qualità. La prima cosa che è stata fatta basilare è stata proprio quella di ridare i due servizi fondamentali per riunire la gente, i servizi collettivi. Abbiamo pensato di intraprendere questa nuova speranza di creare questa cooperativa. E abbiamo fatto diverse riunioni, e tanto è che su popolazione di 180 persone qui a Zoppè abbiamo ben 126 soci iscritti alla cooperativa. Quella di Zoppè è di fatto un'esperienza di cooperativa di comunità. L'auspicio è quello che appunto nel prossimo futuro possa essere legiferata una normativa che definisca appunto, riconosca e tuteli questo tipo di esperienze, perché sono fondamentali in questo tipo di contesti. Chiaramente non è facile gestire un'impresa a 1.500 in un paese di montagna dove praticamente siamo un po' tagliati fuori da tutto, la strada finisce qui, quindi per una gran parte dell'anno la gente non viene in montagna perché non sa più dove andare, non conosce il luogo. Però la gente ci ha creduto. Abbiamo prima messo in piedi il genere alimentare, che è gestito da un ragazzo di Zoldo. Un po' titubante ho colto questa opportunità perché venivo da anni di lavoro in fabbrica, di lavoro diciamo fra virgolette stabile quindi questo era un po' un salto nel vuoto non conoscendo bene la realtà della cooperativa, invece dopo poco tempo si è rivelata una buona opportunità insomma, sia per il lavoro in sé, nel senso che ho imparato un mestiere comunque perché gestire un negozio prevede tante cose, e sia comunque essere inserito in una comunità dove insomma i ritmi sono ancora quelli di un tempo, essendo la gran parte della popolazione composta da pensionati o comunque da gente che non ha fretta di essere servita. La cooperativa è penso fondamentale per il paese, perché comunque io la strada per arrivare qui dal paese più vicino la percorro ogni giorno, e quindi anche solo per prendere un po' di pane questo significa percorrere anche una decina di chilometri all'andata e una decina al ritorno, e quindi è comunque un servizio essenziale insomma, per il paese. Abbiamo fatto degli annunci un anno fa, abbiamo ricevuto ben 70 curriculum, potrei dire da tutto il mondo oramai, ma non è semplice far capire alla gente cosa vuol dire venire a Zoppè, a lavorare a Zoppè, che poi tra l'altro non è soltanto il problema di venire in un paesino di montagna sperduto e quindi un po' chiuso anche dalla viabilità, ma è il fatto anche che poi abbiamo il problema di dare effettivamente la possibilità di collocare queste persone, quindi avere a disposizione degli appartamenti dove alloggiare i dipendenti. Questo è stato anche uno dei problemi che abbiamo affrontato. Vivo nelle Langhe da 40 anni, dove ho famiglia, dove ho tutti i miei riferimenti. La scelta di Zoppè è casuale, è stata casuale perché non sapevo manco che esistesse questo paese, che comune fosse, dove fosse, chi c'era. Ci siamo sentiti con il presidente, con Zeno, al telefono alcune volte, abbiamo fatto videochiamate e poi sono venuto a vedere, su invito suo, ho deciso, mi sento abbastanza integrato nella comunità, senza presunzione mi sento anche utile a questa piccola comunità. In fondo è un punto di ritrovo questo locale, questo circolo, la cooperativa, insomma si adopera in tutti i modi per mantenere vivo il paese. Io nel mio piccolo cerco di fare la mia parte. Sto imparando un mestiere che non avevo mai fatto nella mia vita sostanzialmente. È inutile fare troppi progetti sul futuro, è meglio pensare
alloggi. Lega Coop Veneto nello specifico ha partecipato alla selezione e successivamente ha vinto un progetto Interreg. Valore aggiunto del progetto è il fatto che il partenariato prevede anche dei partner austriaci e dell'Alto Adige. In Austria c'è il comune di Oberlienz, mentre nell'Alto Adige c'è Coop Bund, quindi i nostri colleghi dell'area dell'Alto Adige, e anche B-Coop, che è una cooperativa di comunità costituita a Bressanone che di fatto si fonda sulle stesse idee di quelle della cooperativa di Zoppè, anche se si insedia, diciamo, in un territorio più urbano. Però anche questo dimostra come la cooperativa di comunità è una cooperativa adattabile al contesto entro cui si insedia. La cooperazione di comunità può dunque dar vita a progetti concreti e soluzioni pratiche, a tutto vantaggio di una piccola comunità di montagna in posizione svantaggiata. Anche in Alto Adige, nei territori montani e di confine dell'Alta Val Venosta, la cooperazione di comunità opera in modo esemplare per la salvaguardia di un'economia di nicchia e di alto valore, nonché per la salvaguardia delle sane tradizioni locali. Sono Michael Hofer, il gestore della cooperativa di comunità Alta Val Venosta. Lavoriamo per il territorio della Alta Val Venosta. Noi abbiamo 4 aziende agricole e produttori. Sosteniamo l'agricoltura, no, dei nostri soci e sono tutte le aziende hanno prodotti organici, anche tisane, marmellate, tanta verdura, patè. Ci sono anche 2 caseifici e noi proviamo a sostenere queste aziende che lavorano nel modo biologico. Per esempio qua nella Val Venosta abbiamo una pera molto particolare che si chiama pera pala, una pera molto antica, gli alberi sono vecchi più di 200 anni e il problema è che gli alberi sono un po' dappertutto, no? In 13 villaggi, paesi piccolini. Questi alberi sono alti, no? 20 metri e normalmente non arrampichi e vai sopra a prendere le pere. E noi come cooperativa abbiamo iniziato 4 anni fa di raccogliere le pere, selezionarle e fare vari prodotti, no? Chutney, mousse, ma anche nettari e succhi e venderle. Sono Waldner Fargert, ho un'azienda piccola, Softladele, e produco mele biologiche, provo a farle tutte molto naturali, vendo tutto direttamente, così riesco a farlo con pochissimi trattamenti. Riesco a fare anche i miei succhi di mela, succo di mela e nient'altro. In più, per esempio con limone o zenzero, con fragole, tutti i componenti che sono trattati come le faccio io. Un prodotto naturale, senza colori, zucchero, niente. I clienti amano queste cose, così con vendita diretta e con quei prodotti di alta qualità riesci a guadagnare abbastanza per sopravvivere anche con una piccola azienda. Questa cooperativa mi aiuta, come tanti altri contadini piccoli anche, guadagna il cliente, guadagna il contadino e guadagna anche la natura.
Era per noi molto importante anche di riaprire il caseificio a Prato allo Stelvio. Nel centro del paese c'era da più di 100 anni una latteria sociale ricostruita 10 anni fa, ma aveva già chiuso 2 volte per motivi dell'economia, di qualità, di diversi motivi. E noi 6 anni fa abbiamo riaperto il caseificio e iniziato a produrre formaggio di capra e anche di mucca. Io sono Sigrid Sparer e io sono qua l'amministratrice della piccola latteria bio di Prato allo Stelvio. Noi qua in latteria lavoriamo il latte di circa 120 capre e di 13 mucche, proprio dei contadini qua del paese e dei paesi vicino. La latteria di Prato allo Stelvio è un'attività che ha preso in mano la cooperativa dell'Alta Val Venosta 6 anni fa, perché era una piccola realtà che stava per chiudere. E noi come cooperativa vogliamo proprio valorizzare il territorio e tenere qua nel territorio le competenze, le possibilità per i masi, e per quello abbiamo deciso di mandare avanti la latteria. Noi produciamo qua formaggio di capra e da un anno anche formaggio di mucca, e cerchiamo di commercializzare anche altri tipi di formaggio e altri prodotti dei nostri contadini membri, così uniti siamo in grado di svolgere la logistica dei prodotti freschi, di portare i formaggi ai clienti, ai negozi della zona, agli alberghi, insomma ai consumatori di tutto l'Alto Adige. I nostri prodotti qua sono veramente unici perché sono proprio fatti a mano, fatti secondo le vecchie tradizioni di fare il formaggio al latte crudo. È proprio questo valore che caratterizza anche i prodotti qua dell'Alto Adige, delle piccole realtà, dei piccoli masi che hanno proprio dei prodotti unici. La cooperativa è fondamentale per le nostre piccole realtà. Se non ci fosse stato questo intervento della cooperativa di comunità, questo caseificio oggi non ci sarebbe più, non saremmo più qua noi a fare formaggio e non ci sarebbero più le capre sui nostri masi. Nel Salina, qua a Glorenza, proviamo a dare voce ai nostri soci e vendiamo lì i prodotti che abbiamo, no? E cerchiamo anche di dare su questo livello alto. Per noi il mantenimento di queste piccole realtà, no? Dei piccoli masi è importantissimo. Forse in un altro modo vengono perse per sempre. Nell'Alto Bellunese la cooperativa Cadore interviene invece in un territorio in parte inaridito dal declino della monocultura industriale dell'occhiale, che ne ha determinato nei decenni passati la sua fortuna economica. Questa eccellenza industriale ha però di contro fatto trascurare le potenzialità turistiche di un'area dolomitica oggettivamente di assoluto pregio, con quel che ne consegue in termini occupazionali. Offrire dunque concrete opportunità a delle figure professionali affinché possano esprimersi e rimanere nel proprio territorio ha un valore doppio. Sono Luca Valmassoi, responsabile dell'area tecnica della cooperativa Cadore Dolomiti. La nostra cooperativa nasce nel 2008, opera di alcune persone e di alcuni enti locali come risposta all'emergenza lavorativa e anche sociale della crisi del comparto dell'occhiale, che aveva espulso dal mondo del lavoro molti nostri concittadini, in particolare le persone più vulnerabili. Le attività diciamo della Cadore si sono così delineate subito su una dimensione territoriale molto marcata, che è stata quella cadorina, anche se negli ultimi anni si è sicuramente un pochino espansa oltre i confini del Cadore,
e con alcuni settori preminenti, sicuramente quello delle manutenzioni ambientali. Negli ultimi anni si sono sviluppati tutta una serie di servizi molto attenti alle esigenze della comunità di montagna, molti servizi che per vari motivi, anche perché poco forse attrattivi dal punto di vista economico dall'economia profit, rischiavano a volte di scomparire. Il senso della cooperativa, diciamo del servizio della cooperativa, è anche questo: riuscire nel piccolo a mantenere i servizi che sono sempre più in crisi, sempre più in difficoltà, e quindi a mantenere un livello di vita nel nostro territorio sempre il più possibile accettabile, diciamo. Un'altra cosa a cui la cooperativa tiene moltissimo e ha cercato sempre di stimolare è la ricerca di professionalità locali da spendere nei suoi progetti per il territorio. Sono Michele Sacco Sonador, un giovane del comune di Comelico Superiore che grazie alla cooperativa Cadore, una realtà sociale che da anni è insediata qua in questi territori, ha potuto dare forma alla sua formazione in scienze forestali. In un territorio dove purtroppo le occasioni lavorative non sono tantissime. E proprio qui, nel comune di Comelico Superiore, abbiamo terminato recentemente un intervento di riforestazione per andare a ricreare il bosco dove purtroppo a causa di un'invasione di un parassita arrivato dopo la tempesta Vaia, il bostrico, ha causato molti danni e questi danni sono visibili. Quindi grazie a questa realtà sociale, la cooperativa Cadore, sono riuscito a rimanere sul territorio dove abito, dove sono nato e cresciuto, dopo un percorso formativo che comunque mi ha portato lontano. Infatti mi sono laureato in scienze forestali a Padova. Se non ci fosse stata questa realtà sociale, sarei stato costretto ad allontanarmi dal mio territorio, non potendo lavorare a casa dove sono nato e cresciuto, andando ad allargare dunque la piaga dello spopolamento che soprattutto in questi territori montani si fa sentire. Uno spopolamento a sua volta dovuto non alla volontà dei giovani di andarsene dalle montagne, ma a delle condizioni di causa maggiore che portano la montagna a spopolarsi. Il gruppo Azione Locale della Valpusteria, con i partner del Bellunese e dell'Ostirol, ha avviato il progetto Rafforzare la cultura dell'accoglienza, un punto di riferimento avvalorato da storie di positiva integrazione professionale e personale. Tutto il progetto Rafforzare la cultura dell'accoglienza, Welcome come lo chiamiamo anche noi, è nato un po' da un'iniziativa del presidente della Confindustria della Valpusteria, che collaborano già da tanti anni con noi in diversi progetti Interreg e Leader. E sulla base di tali sinergie abbiamo cercato di integrare e di aumentare le offerte che possiamo offrire alla gente che viene da fuori o che è già venuta da fuori, che ormai anche da tanti anni è qua, però che non trova certi servizi, che non riesce a risolvere certi problemi che noi come struttura possiamo risolvere molto facilmente. Problemi semplici, quotidiani, con la pubblica amministrazione, con l'amministrazione fiscale, con diversi enti, e poi soprattutto, e quello è il secondo aspetto forse ancora più importante, mettere insieme la gente. Uno che viene da fuori non conosce nessuno, non sa bene la lingua, cercare un'associazione sportiva che le possa piacere, facilitare anche l'aspetto, l'inserimento sociale. No, e poi anche una seconda parte del progetto Welcome che stiamo facendo è il dare un aiuto ai comuni. Noi abbiamo comuni, amministrazioni comunali anche molto molto piccoli, che non possono permettersi di sviluppare un programma Welcome di accoglienza ogni comune per sé, e quindi noi abbiamo deciso di mettere a disposizione dei comuni delle possibilità, diamo idee. Per ora lo facciamo per alcune aziende che pagano anche la restante metà del progetto non finanziato dall'Unione Europea.
però miriamo a aprire questo servizio anche un po' a tutti. Una storia particolare è quella di Sabrina Bernhard, giovane tedesca che è riuscita a trasformare la sua realizzazione familiare in Alto Adige anche in una centrata realizzazione professionale. Io sono Sabrina, ho 37 anni, originalmente sono tedesca da Friburgo, una piccola città al sud di Germania, e ho studiato a Friburgo prima, dopo sono andata anche per studiare a Innsbruck e per caso ho incontrato il mio marito che è alto atesino e così sono arrivata a Predoi, un piccolino paese al nord di Alto Adige, al fine del Valle Aurina. Dopo 6 anni il mio capo attuale è andato a Predoi perché abbiamo anche un planetario gonfiabile, è possibile andare a visitare le scuole o le biblioteche. E con questo planetario è andato a Predoi per visitare la nostra scuola e ho visitato il spettacolo e ho pensato che questo lavoro mi piacerebbe molto. Predoi mi è piaciuto molto dal primo momento perché io sono una persona che non mi piace vivere in una grande città. Sono nato in un piccolo paese, adesso anche vivo in un piccolo paese di nuovo, quindi a me piace, anche le persone sono molto aperti, molto interessati da dove viene e per me è stato molto facile. Forse all'inizio il dialetto era un po' difficile per me da capire, è anche un dialetto in lingua tedesco, ma è molto diverso in confronto al tedesco che sono abituata a parlare a casa. E qua abbiamo nord. Questa è la direzione dove sorge il sole. Questa pizza fatta di stelle. E se guardiamo una pizza dall'alto, forse ho aspettato che quando arrivo in un così piccolo paese potrebbe essere difficile per una persona straniera, ma ho trovato che gli altoatesini sono davvero molto aperti, forse anche perché conoscono già il mio marito nel paese, forse perché questo, ma non ho avuto difficoltà integrarmi nella comunità del paese. Questi piccoli pezzi orbitano ancora intorno a Saturno e da lontano sembrano come anelli, ma in verità sono piccoli pezzi di ghiaccio e roccia. Saturno è completamente fatto di gas, è un gigante fatto di gas. Da formazione sono astrofisica, quindi questo è perfetto per me. Nonostante questo luogo è 2 ore in macchina a distanza dalla mia casa, quindi a volte è un po' difficile arrivare, ma al momento lavoro 3 volte per settimana a San Valentino in campo e per me va bene così. E anche per me mi piace avere un po' questo cambiamento di posti 3 volte per settimana. A lavoro di solito faccio spettacoli per scuole, ma anche fine settimana. La domenica abbiamo anche spettacoli per tutte le persone e anche abbiamo questo planetario gonfiabile che posso portare con la macchina e posso andare per visitare tutte le scuole in Alto Adige perché San Valentino in campo è un posto molto difficile
per arrivare, quindi abbiamo pensato facciamo questo planetario gonfiabile. Abbiamo anche un piccolo progetto di ricerca sul tema di inquinamento luminoso sopra Alto Adige, che è un tema molto attuale nel settore di astrofisica, perché le nostre notti diventano sempre più e più luminose e quindi vediamo sempre meno stelle, perché per noi la luce è una bella cosa, una cosa utile, ma ha anche effetti negativi. Normalmente la domenica abbiamo un spettacolo, si chiama Cielo stellato sopra Alto Adige, e questo spettacolo di solito faccio bilinguale, quindi faccio una frase in tedesco dopo una frase in italiano, quindi è possibile che tutte le persone, sia in italiano sia in tedesco, possono visitare questo spettacolo. All'inizio certo era un po' difficile per me a Bolzano, al museo, al planetario, perché bisogna imparare l'italiano così presto, ma adesso per me è una buona cosa e se lavoro con i miei colleghi al museo che parlano italiano, cerchiamo sempre cambiare un po' tra le lingue, parliamo qualche frase in tedesco dopo qualche frase in italiano, e questo per me è molto divertente e mi piace molto. Il mio incontro con Alto Adige è stato 100% positivo sempre e sento di aver trovato la casa mia per sempre. Sandrine Roquet è un'altra giovane, questa volta francese, proveniente dai dintorni di Parigi, che ha pensato di collocarsi in Pusteria, diciamo così, per spirito d'avventura e per il desiderio di vivere in un ambiente sano, a dimensione umana, riuscendo anche in questo caso ad esprimersi professionalmente proprio nel settore di competenza. Un altro ideale esempio d'accoglienza nato dall'incontro propositivo tra le parti. Io sono Sandrine, sono una pasticceria francese, arrivo da Parigi, sono arrivata con un'amica, anche lei pasticcera italiana, che mi ha fatto questa proposta di venire a lavorare in Italia. Comunque sì, come francese pensi l'Italia è il sole, le città d'arte, Napoli. Mi ha ben detto che eravamo nelle montagne, ma non mi aspettavo un posto del genere. E sì, pensavo di venire qua per 6 mesi, un anno forse, e in realtà arrivando qui mi è piaciuto tantissimo il posto, sia per la tranquillità, la vicinanza alla natura, alle montagne. Ho scoperto le passeggiate in montagne, la possibilità di andare a sciare l'inverno, tante cose che a Parigi ovviamente non avevo. Allora, tante persone mi chiedono ma come mai da Parigi vieni qua a lavorare? A Parigi sono tante pasticcerie. Quello è vero, però per me abitare in città non è una buona cosa. Invece qui mi piace tanto quella vicinanza della natura, delle montagne e tutti gli sport che si possono fare. E così, certo non è forse la pasticceria a alto livello di Parigi, però il posto mi piace molto di più che la città grande e lo stress della città. La mia amica mi ha anche detto che in questo paese si parla più di tutto un dialetto vicino al tedesco e ho pensato va bene, il tedesco l'ho studiato a scuola e così ho provato di parlare con la gente in tedesco. Invece hanno un dialetto molto particolare, era difficile sin dall'inizio farsi capire. Per fortuna ho avuto tanti colleghi sia stranieri che italiani e così ho potuto parlare l'inglese e piano piano imparare l'italiano. E invece fuori dal lavoro ho fatto un po' fatica a integrarmi, diciamo che la gente è un po' più chiusa
simpatica, ma finché non si entra nel cerchio è un po' difficile. Allora ho trovato questa soluzione con le attività sportive di conoscere altra gente e di entrare un po' nel loro gruppo. Per prima cosa, poi ho trovato anche un corso di dialetto per veramente provare di comunicare con loro, con il loro dialetto, che alla fine si capiscono che non lo parli bene, ti parlano anche volentieri in italiano, ma il primo passo verso di loro è di salutare, per esempio, con questo dialetto. E adesso conosco un po' di gente, ho i miei amici, le mie attività qui e mi piace proprio la vita qui, quindi non vedo motivo per spostarmi e penso di rimanere. Un'ultima storia particolare che proponiamo è quella di Erika Giop, che incontriamo per l'occasione a Brunico. Giovane proveniente proprio dalle terre alte del Bellunese, ma di parziale formazione romana, trasferitasi per ragioni professionali in Valpusteria, ha trasformato l'esperienza personale dell'impatto con la lingua e le tradizioni locali in un simpatico libro manuale, definito scherzosamente di sopravvivenza, e accolto positivamente da tutti. Sono Erika Giop e vivo in Valpusteria da 4 anni. Io sono nata in un paese di montagna, ma quando sono arrivata qui arrivavo da una realtà molto diversa, perché ho vissuto i 10 anni dell'università e i primi anni lavorativi a Roma in realtà, e lavoravo nel turismo cinese, quindi organizzavo viaggi per cinesi in Italia, per cui la mia vita negli ultimi anni si era basata molto nel turismo e tra viaggi da Roma a Pechino e viceversa. Quindi il mio inserimento in Valpusteria è stato proprio il percorso di una persona che arriva da una grande città e si sposta in un piccolo paese non solo di montagna ma anche di confine. È stata lunga, abbastanza, è stata dura, però sono rimasta. Arrivare in Valpusteria significa integrarsi, non solo culturalmente, ma anche socialmente, significa adattarsi alle abitudini di un posto che si muove, che respira in un modo probabilmente molto diverso rispetto al quale eravamo abituati, per cui significa adattarsi a orari diversi per mangiare, per fare la spesa, per lavorare anche. Tutto in Valpusteria si svolge prima e a orari ben definiti, perché viene garantito un grandissimo tempo libero a tutti quanti, e non si è mai abbastanza preparati quando si arriva qui, probabilmente al fatto che non basta l'italiano, non basta parlare il tedesco, ma sarebbe meglio parlare il dialetto pusterese in realtà. E questo è un extra, è una cosa in più che viene richiesta, a cui non si è preparati, ma che se fatta, se approcciata, secondo me cambia la vita. Non avrei mai pensato in vita mia di dover fare un corso di dialetto per integrarmi in un posto. Io ho studiato cinese, inglese, francese, spagnolo. Prima di venire qui ho studiato un po' tedesco, ma non bastava. E quindi ho fatto un corso di dialetto e lo consiglio sempre a tutti, perché ha veramente cambiato l'approccio delle persone nei miei confronti e anche il mio approccio alla comunità. Non che io adesso parli fluentemente dialetto pusterese, ma ho una chiave, ho a disposizione un piccolo dizionario di parole che mi permettono di capire, di integrarmi nei discorsi e anche di far capire alla gente del posto che ci provo, che mi interessa. Per integrarsi non è sufficiente trovare un lavoro, iscriversi alla palestra del posto e iniziare a orientarsi tra i supermercati, gli orari e le varie attività. Sono convinta che questi sforzi, il
provare a parlare la lingua del posto, l'interessarsi alla lingua del posto, il provare a integrarsi nelle attività sociali della comunità, che siano i vigili del fuoco o la banda musicale del paese, praticare sport a livelli che probabilmente neanche ci immaginavamo, perché queste sono valli dove lo sport viene praticato a livelli estremi. Tutto questo fa parte di un percorso lungo che porta però a un'integrazione, secondo me, di successo da entrambe le parti, da parte di chi arriva e da parte di chi accoglie. La mia esperienza l'ho raccolto in un piccolo libretto, un manuale di sopravvivenza che prova a raccontare in modo ironico, in realtà, quelli che sono i passi che uno affronta nell'arrivare qui. Appunto i problemi linguistici, questo affrontare questo concetto di sport a livelli estremi, il corso di dialetto, le amicizie, come si strutturano, l'approccio con le sfide che l'integrazione in una piccola comunità di montagna e di confine comporta. Quando l'ho scritto ero preoccupata del fatto che non venisse capito o che comunque potesse offendere qualcuno, che qualcuno si sentisse offeso. In realtà no, siamo riusciti a riderne tutti di questo manuale di sopravvivenza. Spero che possa essere utile a tutti quelli che dicono beati voi che vivete lassù, anche a me piacerebbe molto trasferirmi, perché ci tenevo a far capire che la vita in Alto Adige, la vita in Valpusteria non è esattamente uguale a quella settimana bianca o quella settimana di Ferragosto in vacanza sulle montagne. Arrivare in un posto in montagna bellissimo per viverci comporta molto di più di quello che è la sciata, la mangiata al rifugio o la passeggiata. Comporta un percorso, un approccio, un avvicinamento alla comunità su cui c'è tanto da approfondire e un po' da ridere. Credo che possa essere utile a tutti quelli che ci stanno pensando e a tutti quelli appunto che pensano quanto sia bello e forse facile vivere qui. Bello è sicuramente, facile forse non così tanto. Per concludere questa chiacchierata vi leggo qualche riga significativa di questo piccolo manuale per dare un'idea dei problemi che ho incontrato anche nella dieta. Perderai 5 kg in una stagione. Bisce fit. I local ti diranno che sei in forma. Alle attitudini diverse, però, la tua forma verrà interpretata diversamente. Oddio, come sei sciupata! Ma te fanno magnà lassù in Trentino? Sarà una dieta estremamente semplice da seguire all'interno dei confini provinciali. Mezzo tagliere di speck, 2 canederli al burro fuso, 1 fetta di strudel, one sane, senza panna, non barare. 1500 metri di dislivello in salita e una Radler. Groas, bitte, grande. In caso di attacchi di fame isterica ti sarà consentito inghiottire un gurke, un cetriolo sott'aceto. Un'altra scommessa vinta a cavallo delle terre alte.